successo di pubblico per la prima edizione della manifestazione dedicata al ballo romagnolo, con le piazze e spiagge della Romagna affollate di appassionati turisti, dai concerti all'alba all'esibizione di Goran Bregovic, passando per gli appuntamenti culturali dedicati a origine e storia del liscio. La stima è che circa 30.000 persone abbiano complessivamente partecipato ai circa 60 eventi in calendario, ospitati in una ventina di comuni, dalla Riviera all'entroterra. Il gran finale in Piazza del Popolo a Cesena per il liscio d'autore. Assessore, non si poteva non chiudere questa grande kermesse del liscio a Cesena? Assolutamente, come amministrazione comunale, come città abbiamo fatto di tutto per avere questo appuntamento conclusivo, perché riteniamo che Cesena meriti questo appuntamento e soprattutto si identifichi come le altre città romagnole che in questi 4 giorni sono state protagoniste di questi eventi del liscio, si identificano in questo ballo popolare. Può essere come altri eventi, penso alla Notte Rosa, alla Notte Celeste, penso anche alla Fiera Io Sono Romagnolo, un modo di mettere insieme la Romagna? Assolutamente, è stata la dimostrazione già dalla prima edizione, veramente sono stati tanti comuni che hanno condiviso l'iniziativa e credo che in questa fase storica poter contare già su una collaborazione già alla prima edizione sia sicuramente il segnale che lascia ben presagire per una collaborazione futura ancora più ampia. Aperture naturalmente al futuro, ma anche mantenendo il rigore della tradizione. Assolutamente, apertura al futuro, mantenendo il rigore della tradizione. Io credo che lo spettacolo di questa sera vada proprio in quella direzione. È il momento naturalmente dei bilanci, il bilancio di questi 4 giorni della Notte del Liscio, perché non è stata una notte sola. No, è diventata una grande kermesse che dal 20 al 24 luglio ha tenuto compagnia a tutta la Romagna, Riviera ed entroterra compresi, e che si è sviscerata attraverso le più importanti città del territorio romagnolo, da Savignano a Cervi a Gatteomare, alla grande esplosione di Rimini con Goran Bregovic che era interpretato il liscio, e soprattutto questa grande novità che è stata espressa da questa prima edizione della Notte del Liscio di grande successo è l'incontro fra tutte le orchestre del folklore romagnolo, gli artisti e le band indipendenti ed emergenti di oggi che reinterpretano il liscio, le scuole di ballo che hanno aderito in massa, la comunità degli artisti che fanno la musica popolare, quella più legata agli inizi del secolo e alle aie, e insieme a loro tutte le comunità, le città, i comitati spontanei, i bagnini, gli albergatori, i comuni che hanno aderito a una manifestazione che inizialmente doveva essere di una giornata e che è diventata di 5, tutte con una grande partecipazione di pubblico di tutte le età, va detto. Giusta chiusura anche nell'entroterra con le scuole di ballo a Cesena. Diciamo che abbiamo aperto con la tradizione, un incontro, un abbraccio storico di Raul e Riccarda Casadei, in qualche modo come dire, sotto l'egida della Regione, l'assessore Corsini e dell'APT che hanno supportato questo grande evento. Chiudiamo di nuovo con la tradizione, con un'orchestra e una band, chiamiamole così anche per la differenza di approccio, una la storia di Romagna che rappresenta la reinterpretazione canonica di Secondo Casadei delle tradizioni della Romagna dagli anni 50 agli anni 60, hanno fatto 25 raccolte di Secondo Casadei, dall'altro dal Vangelo Secondo che invece va a ripescare le origini degli anni 20-30 di Secondo Casadei e le reinterpreta anche questo in modo canonico, quindi un modo di recuperare con generazioni più giovani la tradizione del ballo romagnolo reinterpretato appunto dalle migliori scuole di ballo della Romagna. Cosa dire? Dire che realmente oggi abbiamo una comunità, quella romagnola, che aveva la necessità, e noi abbiamo risposto a un'esigenza, perché altrimenti una partecipazione così vasta di più di 20 città, 30 eventi, 300 musicisti, 600 ballerini non l'avremmo avuta, che è quella di ritrovare un'identità come comunità romagnola. Il liscio è uno di questi elementi, insieme a tanti altri ovviamente ci hanno accompagnato per dire le piadine, le pesche nettarine, ma ce ne sono tanti altri ancora più importanti come il turismo, e in questa ritrovata identità la si può trovare se si passa il testimone del liscio alle giovani generazioni che oggi hanno realmente voglia di prenderlo, nel senso che il progetto Extra Liscio, i Coracanè, l'orchestrina di Molto Agevole, potrei citare gli scaricatori di Portico e tantissime altre ben giovani, stanno riprendendo il liscio e lo portano ai giovani che cantano Romagna Mia quando si ritrovano nei festival rock ad esempio.
Considerando il successo di pubblico in queste giornate e anche l'attenzione dei media, si può già dire che ci sarà l'edizione 2017? Questo è stato annunciato dall'assessore Corsini già in questi giorni, ha detto che ci sarà una nuova edizione, ma devo dire che anche il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha annunciato in una di queste serate che la Regione sarà ancora più presente e ci sarà un ancora maggiore impegno economico visto il grande risultato, il grande risvolto. Ricordiamoci che il Liscio abbiamo fatto un'indagine, fattura 20 milioni di euro nel territorio escludendo tutte le feste e sagre alle quali fa da colonna sonora e che soprattutto è un grande volano per il turismo. Noi in questi giorni abbiamo scoperto tantissima gente da tutta Italia venire per questa notte del Liscio a vivere un evento, un'emozione unica come quella di ascoltare ieri sera a Rimini, un piazzale Fellini pienissimo, Goran Bregovic che ha reinterpretato Romagna Mia, Ciao Mare, la mazurka di periferia portandole poi in tutto il mondo. E naturalmente questi grandi artisti possono ancora ripetersi in una prossima edizione insieme al Liscio tradizionale romagnolo. Diciamo che questa notte del Liscio ha già mosso tantissimo interesse, nel senso che molti grandi artisti hanno cominciato a chiedersi e a interrogarsi su questa notte del Liscio. Devo dire che grazie alla notte del Liscio uno dei prossimi appuntamenti importanti sarà il gruppo di Mirko Mariani, uno dei testimoni della giovane generazione che raccoglie l'eredità del Liscio insieme all'orchestra di Mirko Casadei e di Moreno il Biondo. Mirko Mariani andrà a fare Extra Liscio con Vinicio Capossela il 26 agosto allo Spons Fest, che è il festival di Vinicio Capossela che si tiene al sud, è uno dei più importanti festival estivi italiani. Immagino sia soddisfatta di questa kermesse. Moltissimo, era una cosa che sì, insomma, un pochino si prevedeva, che abbiamo sempre avuto il piacere di avere tanta gente dietro, affezionata, però è stata una settimana bellissima e stasera sta concludendo ancora nel migliore dei modi, quindi super felicissimi siamo. La notte del Liscio ha messo tutti insieme, ma più che altro è diventata proprio, come diceva lei, una settimana. Forse in futuro bisogna fare una settimana per tutte le città della Romagna. Sì, gli organizzatori sono stati felicissimi anche loro. Noi, come ho detto prima, altrettanto. Ecco, speriamo che si ripeta, anzi sembra proprio di sì, ormai è stato confermato, e naturalmente si eviteranno di fare magari delle cose che quest'anno sono andate un po' così e si cercherà di renderla ottimale il più possibile, insomma. Cosa manca per portare il Liscio e la tradizione romagnola ai giovani? Ma ultimamente abbiamo notato invece molto interessamento da parte dei giovani, cosa che non si chiedeva anni addietro, perché in effetti abbiamo saltato una generazione. Ultimamente i giovani si stanno avvicinando e soprattutto amano ascoltare i nostri dischi del babbo degli anni 50-60, perché evidentemente trovano un sound molto interessante e si stanno avvicinando anche gruppi, band di giovani che naturalmente fanno la musica romagnola a modo loro, però comunque la fanno sempre con grande passione. Questo veramente ci rincuora e fa sì che speriamo comunque in un futuro abbastanza bello, insomma, per la nostra musica romagnola. Cosa vorrebbe per la notte del Liscio dell'anno prossimo? Ma se fosse come quest'anno sarei felice, però se qualcosa di più ben venga, non so, in questo momento non saprei dire. E forse un pochino ricordare di più mio padre, perché penso che sia partito tutto un po' da lui. Questa sera comunque è dedicata a suo padre. Certamente. La storia di Romagna e il Vangelo secondo. Sì, la storia di Romagna addirittura esegue i brani di mio padre proprio con i manoscritti originali, quindi penso che sia una cosa bellissima e la storia di Romagna è una garanzia. Senta, dopo tanti anni quelle musiche sono ancora attuali. Come ha fatto a inventare quelle musiche? Ma io penso che siano ancora attuali perché comunque sono state scritte con grande amore, grande passione e soprattutto sono state scritte spontaneamente. Quindi penso che questo sia l'arma vincente, insomma. Poi mio padre lo faceva con grande amore, le scriveva con grande amore, quindi e soprattutto quando le scriveva pensava alla gente che si doveva divertire, che doveva ballare. Adesso purtroppo, lo dico con dispiacere, i romagnoli non hanno più la passione del ballo come una volta. Speriamo ritorni. Ultimamente abbiamo visto comunque un po' di cambiamento
e quindi speriamo che ritornino in massa a ballare. Tra l'altro bisognerebbe spiegare che anche il ballo che fa divertire, fa passione e fa innamorare. Fa innamorare, quindi è sentimento, è ginnastica, è un po' di tutto, è nuove amicizie, è tutto positivo nel ballo liscio. Presidente, tante città interessate da questa notte del liscio che è diventata quasi una settimana, e la chiusura oggi a Cesena con già centinaia, per non dire migliaia di persone che stanno arrivando in Piazza del Popolo. Sì, si conclude con questa serata a Cesena, la 5 giorni di quella che doveva essere inizialmente la notte del liscio, che poi sono diventate 5 giornate piene tra convegni, concerti, interpretazioni delle giovani band, insomma un rilancio della nostra musica popolare. È sicuramente stata una grande soddisfazione, anche passando attraverso la gente, ascoltando, grande soddisfazione per chi ama il liscio, che negli ultimi anni ha veramente riconquistato l'attenzione da parte anche dei giovani, perché è la musica dell'incontro, è la musica dell'abbraccio, quindi credo che sia stata un'esperienza positiva, e come ha già annunciato l'assessore Corsini, nonché il presidente Bonaccini, credo di poter dire che nei prossimi anni avremo delle rivisitazioni di notti del liscio importanti, grazie anche alla creatività dei soggetti che siederanno al tavolo, pubblico e privato. Si può pensare di migliorarla ulteriormente? Sì, si può pensare, perché molti artisti si sono avvicinati e credo proprio che una contaminazione con la musica, con autori, con grandi artisti ci sarà, ed è quello che noi speriamo e che cercheremo di stimolare ovviamente da qui nei prossimi mesi.